Questa purtroppo è la situazione odierna. Ultimo aggiornamento, il lungomare in gran parte a Fuccisicolo non esiste più. Siamo sul campo, siamo stati sul campo tutta la notte, stiamo facendo il giro anche di tutte le abitazioni, esercizi commerciali devastati. È un'apocalisse, è una situazione davvero devastante. Invito tutti a non scherzare con il mare perché è pericolosissimo e di non scendere sul lungomare. Ci agevolate anche il nostro lavoro perché stiamo facendo una ricognizione. Ho sentito già Sua Eccellenza il Prefetto, ho sentito il Presidente della Regione, ho sentito anche il Ministro Salvini, ho sentito insomma sia il Governo nazionale che il Governo regionale. Serve una mano non solo a Fulci chiaramente ma in tutta la Riviera Ionica. C'è una situazione che è davvero incredibile. Fuccisicolo e la Riviera Ionica è come se fossero appunto a lutto. Detto questo, vi voglio dire una cosa: non abbiamo assolutamente il tempo di piangere o di abbatterci, dobbiamo ripartire immediatamente. Questo è il messaggio che mi sento di lanciare e quindi ripartiamo adesso da questo istante, perché non abbiamo il tempo per lamentarci.